credo che... Siamo in qua onda. neanche di nato qua. Ciao a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Ora voglio raccontarvi brevemente, ma proprio brevemente, un episodio che mi è capitato stamattina alla posta. Dovevo fare un bonifico per il corso di russo prossimo. Cos'è successo? Allora è successo nelle poste di San Benedetto a Cagliari. Sono entrata, non c'era nessuno, c'erano forse 2 persone, per cui ho schiacciato il ticket, ho schiacciato il pulsante, è uscito fuori il numero A30, l'ho preso e scattato immediatamente. Sono andata mi pare al numero 6, adesso non è importante questo. Sono andata e c'era una signora con un paio di cuffie e mi ha detto ah no signora, io non posso servirla perché sto facendo un corso di aggiornamento. È uscita fuori dal bancone addirittura e cortesemente mi ha dato un altro ticket, il numero 31. Gli ho detto va bene, allora aspetto ancora, pazienza, non importa. Scatta il numero 31, io attentissima sono andata nell'altro sportello e c'era un altro impiegato che non so cosa stesse facendo, forse meglio che non lo dica, non so cosa stesse facendo, e mi ha detto ah no, prenda un altro numero. Nel frattempo stavano entrando altre persone e passavano prima di me e io c'ero prima di loro. E a quel punto gli ho detto no scusi, anche la sua collega mi ha detto di prendere un altro numero, ma mi state prendendo in giro? È uno scherzo questo? No, lei non è stata attenta perché si è fatta perdere. Le ho detto ma con chi sta parlando? Ma con chi crede di parlare? Voi pensate, una persona anziana sta a questo giochetto e rimane tutta la mattina alle poste facendosi sorpassare dagli altri perché questi non hanno voglia di lavorare o devono fare altro. Attivo c'era solo uno sportello e quindi si stavano organizzando così, prendendo in giro le persone, ma non vi dico il nervoso che mi è venuto. E mi è dispiaciuto perché ci ho pensato dopo, molte volte ci pensiamo dopo, però mi è servito per la prossima volta, lo farò al 100%, riprenderò tutto, tanto io i video li so poi fare, so coprire le facce di merda che hanno, quindi farò vedere esattamente come si comportano. Un'altra volta era successo poi che avessi una banconota, dovevo depositare nel conto, avevo una banconota strappata, un taglio aveva, non è che fosse un taglio, però era nuova. Questo qui non me la voleva accettare, 10 euro. Ah no, questa è da buttare. Gli ho detto da buttare. Questo invece è in via Tola, Questa è da buttare. In che senso da buttare? Una banconota con un taglio si butta. Io ho sempre visto lo scotch, oppure si porta alla posta o in banca, perché anche loro sono una banca privata adesso, mi pare, se non erro, vero Maurizio? Quindi si portano da loro e loro poi le portano alla banca centrale, quindi non è che gli costi molto. Quindi era un dispettuccio forse che voleva fare questo, o non aveva voglia, vai e trova la sua psicologia, che non è affar mio. E gli ho detto scusi, mi faccia parlare col direttore, è impossibile che lei non mi voglia prendere questi 10 euro. Oh, alla fine hanno vinto loro perché sono rimasti 5 minuti dentro a parlare, chissà cosa si sono detti, ed erano pure amici, perché poi è uscito fuori quell'altro, il direttore, un ragazzino uguale a lui, due ragazzini erano, appena assunti sicuramente, e il direttore mi ha detto questa banconota è logorata. Logorata? Gli ho detto ma non è logorata. Anche lì avrei dovuto riprendere con la telecamera, perché vi assicuro che la banconota era nuova, rotta, poco rotta, dovevano metterci poco di scotch, capito?
E invece si sono inventati che era logorata. E lì avrei potuto chiamare anche la finanza, perché credo che loro siano obbligati ad accettare i soldi rotti così, non logorati, ma non era logorata. Quindi si inventano le cose, ti accusano di qualche cosa, tanto hanno sempre ragione loro. E tu purtroppo il conto devi tenerlo da qualche parte, perché sei obbligato a pagare delle cose private, tipo cose private, ti prelevano i soldi dal conto, tipo da Amazon. Io pago YouTube, sono in collegamento con YouTube e YouTube mi preleva dei soldi perché ho l'abbonamento con YouTube, perché non voglio le pubblicità e altre cose, altrimenti come faccio a pagare YouTube e altre cose che pago? Quindi siamo obbligati ad avere a che fare con questi coglioni, scusate il termine, che fanno abuso di potere, ed è così. Ho visto che qualcuno ha scritto, vediamo un po'. Ciao Damiano Satta, un grandissimo abbraccio a te e Maurizio dice. Ciao Damiano, iniziamo subito. Perdonatemi se mi sono dilungata, se sono stata prolissa. Continuiamo, chiudiamo questa parentesi e vi prometto che la prossima volta riprenderò con la telecamera e pubblicherò su tutti i miei social quello che avverrà alle poste, perché prima o poi avverrà di nuovo qualche cosa. Non ci vorrà molto, perché tanto sono persone così che se lo fanno una volta lo faranno un'altra volta ancora. La filugnana è un canto tradizionale sardo che in principio si cantava senza musica, mentre si filava la lana. Le donne filavano la lana dove, Maurizio? Al nord Sardegna. Sì, Nord Sardegna, Gallura, Tempio. Lì, Olbia. E c'è questo brano insomma, questa canzoncina che cantavano senza musica ovviamente, mentre filavano la lana. Vai Maurizio, la filugnana, cantatela insieme a noi. E vi ricordo la serata del 17, tra 2 giorni se non erro, giusto? Tra 2 giorni, il 17 marzo alle ore 18 al Teatro Udinì in via Molise 3. Quindi, o comunque se sbaglio il numero civico andatelo a vedere, tanto c'è internet adesso. Il Teatro Udinì, venite numerosi, oppure guardateci comodamente da casa su YouTube nel mio canale. Saremo in diretta come lo siamo adesso. Vai Maurizio! Sospiri di lume cori, sospiri di lume cori, in cambio meu andeti, ne fideli sitetti, ne fideli sitetti, l'unico che tu da morire. L'unico che tu da morire. Ande ti sospiri mei, ande ti sospiri mei, a visita chi dopo tu. Ditili chi porta in petto, ditili chi porta in petto, l'unico che tu da morire. Sospiri di lume cori, in cambio meu andetti, in cambio meu andetti.
questo video è tutto e ci diamo appuntamento al prossimo. Mettete un like a questo video se vi piace, ma anche se non vi piace mettete quello che volete, l'importante è che lo visualizzate. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!